Buongiorno, benvenuti a questo primo incontro che ci pone subito un problema linguistico. Poiché questo libro è scritto in sardo, tutto in sardo, allega de poesia sarda, allega de una poesia popolare che è popolare poi i testi scritti in sardo. Questa è un'antica questione questo tempo di Giovanni Spano, quando Giovanni Pitrè fu fende sa ricerca di poesia popolare italiana e io preguntavo a suo canone che Spano di mandare queste poesie popolari sardas e quando le sia vistas Pitrè andava, ma queste non sono poesie popolari, perché sono piene cioè non sono di un livello culturale, sono appunto poesie scritte da persone colte e si vede, perché i temi e il linguaggio sono colti. E appunto si veniva a verificare che per i sardi poesia popolare significava semplicemente poesia in sardo, che era un'altra sfera culturale che aveva modo di esprimersi, di usare quella lingua soltanto con la poesia. Diciamo, credo che faremo un po' liberamente nell'uso linguistico anche con Raimondeddu quando ci verrà, perché appunto ci sono molte persone forse che non lo capiscono, quindi proviamo appunto a farci capire. L'incontro di oggi è un po' per fare il punto, per ritornare alle origini del festival. Noi avevamo cominciato il Capodanno de Sos Poetas 13 anni fa presentando questo libro, Poetas Seneghesos, che è una raccolta di poesie scritte da poeti seneghesi, è una raccolta di quella tradizione di poesia in sardo che in qualche modo costituisce un patrimonio della comunità. Se ne parlava, si sapeva, era una pratica antica ed era una pratica anche contemporanea, varie forme di versificazione, testi di vario genere che circolavano, di cui si sapeva. Ognuno aveva in casa il suo quaderno di poesie che era un quaderno in cui ciascuno trascriveva i testi poetici in sardo con cui veniva a contatto, spesso presi dai fogli volanti che si compravano nelle feste, che circolavano e che ciascuno si ricopiava, creando complicazioni poi perché a volte finivano nei quaderni anche cose che uno aveva composto lui, forse, cioè l'attribuzione nel campo della poesia in sardo è molto difficile, molto controversa. Si attribuiscono certi testi religiosi, per esempio, ogni paese li attribuisce a un suo parroco del passato, quando per esempio sono quasi sempre composte cose da Bonaventura Alighieri, per dire. Ecco, per fare un esempio di come la questione della poesia popolare e della poesia in sardo sia abbastanza complicata. Quindi noi avevamo deciso comunque di raccogliere e di pubblicare questo materiale in questo libro. Abbiamo avuto la fortuna, credo, più o meno unica, di trovare la fotografia di un poeta popolare seneghese, Ziudriagos, e l'abbiamo messa in copertina del libro. È molto significativa perché appunto c'è questo signore vestito come si vestivano i sardi allora, come vedete i seneghesi vestiti in occasione del carnevale oggi, con il velluto insomma a suvresi, appunto. Però la caratteristica è il suo atteggiamento, la coscienza di sé che ci dice che cos'era, com'era apprezzato un poeta nelle comunità sarde, cioè come tiene la testa e come guarda l'obiettivo, come l'hanno fatto mettere in posa, e poi il libro che tiene nella destra,
il libro che solleva, per dire che è una persona che ha a che fare con la cultura. Poi anche questa mano, è stato anche un bravo fotografo, questa mano forse non da contadino, ma Ciudriagos era, componeva poesia ed era anche un cantore, si legava al canto, era un leader di un tratus eneghesu, che fu un tratto del Ciudriagoso, e Ciudriagoso improvvisava in piazza, perché appunto, come è stato fino a non molto tempo fa, il canto de Sugun Trattu era un canto improvvisato. Sono rimasti dei testi di contenuto satirico di Ciudriagos, in qualche modo di clima carnevalesco, e presa in giro, diciamo, presa in giro, per dire, benevola delle persone che si distinguevano nel paese. Naturalmente il rapporto con la popolazione era diciamo di un tipo particolare, nel senso che la presa in giro, almeno dai testi che abbiamo conservato, era, diciamo, blanda con i signori del paese, e invece, diciamo, abbastanza più piccante, che ne so, nei confronti delle ragazze. Cioè, la poesia popolare, appunto ha scritto un critico, è tutt'altro che l'espressione della visione del popolo. La poesia popolare è la visione di chi l'ha scritta e dei singoli personaggi che l'hanno scritta, che avevano un bagaglio culturale che scendeva in genere dalla cultura colta, che loro elaboravano e usavano in quel contesto. Spesso, appunto, Ciudriagos, il testo più importante e completo che abbiamo anche pubblicato nel testo, sono delle ottave scritte da lui in occasione della conquista dell'Etiopia, dove c'è grande esaltazione di Benito Mussolini e dell'impero. Insomma, il poeta popolare si giostra con i poteri come fanno, scrive appunto, come fanno gli altri poeti degli altri livelli, cioè si rapportano col potere allo stesso modo. Appunto, è un'illusione che siano la voce del popolo. In qualche caso sono voce dei ceti subalterni e esprimono anche la protesta, ma questo nella poesia in Sardegna è abbastanza raro. Diciamo che chi ha scritto una poesia in sardo veramente di protesta è Francesco Ignazio Mannu, con l'inno antifeudale, ed era laureato ed era una persona colta. Ecco, il libro siamo molto contenti e orgogliosi di averlo fatto a suo tempo. Nel frattempo qualcuno degli autori che allora erano vivi e che erano già in età abbastanza avanzata sono morti, e più avanti parlerò io in particolare di uno di loro. Il libro consente di conservare, di rendere in qualche modo stabile, non dico di tramandarlo all'eternità, o di farne un testo che può circolare, può affermarsi. Può succedere anche quello quando i testi valgono, ma appunto pubblicare è un fatto importante. Diciamo, in questo libro c'è anche Arremundu Usai Ponti, che tutti noi conosciamo come Arremundeddu, perché il diminutivo vezzeggiativo dell'infanzia spesso rimane. Anch'io ero Marietto, non so, perché è un passaggio importante, perché appunto ciò che viene stampato in qualche modo ha più probabilità di rimanere e di circolare, di essere letto da altri. Quello che hai scritto tu in questo modo verrebbe conosciuto anche da molte altre persone. Allora, diciamo, sentiremo tra poco Raimondeddu che ci legge qualcuna delle sue poesie. Diciamo che visto appunto che non c'era un'opera da presentare, il tema in generale è diventato quello
del destino, che fine farà questa pratica di poesia, che è così presente. Tenete presente che in Sardegna ci sono quasi 100 premi letterari di lingua sarda, di poesia in sardo, che sono uno sforzo, spesso anche una scusa poi per non fare altro e per liberarsi del problema, per tenere in piedi la lingua sarda. Questa questione è su sardo, è allegata in sardo. Poi si non allegava su sardo, si chiamori è poesia, no? Poesia si chiamori tutta una cultura che ho sconosciuto su chi esistente, su chi si usa ancora in un certo modo. Una cosa importante che io scriccavo noi su festival, su chi è stato possibile, è che chi su sardu intrede in sa poesia moderna, in due poesia che non è esclusa de sa ottava, de sa terzina, eccetera, ma sia de sa poesia chi si scrive dove. Sa poesia, appunto, chi non conosce, sa poesia del suo mondo de oe, chi scrive in Italia, chi scrive in Francia, in America, in Russia, in Donia Zazu. Sa poesia moderna ha certe caratteristiche, come sa pittura o sa musica, deve essere a certezza de sommini de oe, in un certo senso. Ecco, quale futuro ci sarà, si vedrà, ognuno, dipenderà anche da quello che ciascuno di noi fa, insomma. Ecco, Raimondo è un esempio vivente di quel modo di fare poesia. Io gli vorrei forse chiedere direttamente della sua educazione letteraria, di come ha imparato a fare poesia, come è entrata la poesia nella sua vita, e mi stava dicendo prima che la poesia entra da subito, da quando nasce in qualche modo. Però io sono nato con l'augurio della poesia, con l'augurio di una poesia di un mio zio che mi ha mandato una poesia quando sono nato, e poi dopo l'ho letta quando ero grande, eccetera, ho fatto leggerla quando ero arrivato, che diceva: venenni du a Remundo usai vonte, ne vode a Sorremundo sponti usai, in su mundo non appas male mai, e risplendas che sole in s'orizzonte, da essare bassa a su più alto monte, cantos nell'ombra ti delgai, tributende onore assai assai, ti stimene a palasa e a fronte. Sono belle parole, ti stimene a palasa e a fronte. Poi non mi ricordo dell'altro. Lui scriveva sempre poesia. Io ho cominciato più o meno a 18 anni a scrivere. Più o meno ho cominciato a 18 anni. Nei corsi che faceva dottorati della scuola si faceva qualche poesia, e ho continuato così, insomma, nel periodo militare, e poi dopo ho continuato molto dopo il ritorno, le ho scritte quasi tutte al ritorno della vita militare, insomma. E dicevamo prima, non ho scritto nessuna poesia su me stesso, tutto sugli altri, insomma, non so, me l'ha fatto notare Mario, questo, che io ho voluto fare questo, per me stesso non ho scritto niente, ho scritto quello che vedevo, che mi circonda, insomma, e tutte le cose che vedo, che mi danno una spinta a fare una poesia. E ci sono tante cose, ne ho fatto una che le poesie del perché, mi domando del perché, ma proitte pro vincere si giocada, raramente si gioca per giocare, sommine a su giochi che imbolada, non solamente per ricreare. Scusate che sa forza che dispone della oga cagere s'avversario superare, quando vuole da regus non torrada, ma pensa solamente ad avanzare, mancare amichevole giocata a una lotta ragazza di spinta,
e procursu bene paragonata veramente a una guerra vinta, che pare de conseguenza generata de sulla guerra di ogni lotta vinta. Ecco, perché si gioca molto per vincere, non per giocare. Invece dice un'altra che si riguarda a quella. Sa guerra vinta, fatta pro spassu, vesti di allegria sa tristezza. A lottare sa vita e sta vesa, a vera guerra e spinge su basso. Si rea e paghe, falla tutto a basso. Cusa è guerra banda in attesa e diventa difficile s'impresa pro mandare sa guerra in ribasso. Osserva, a proposito, è interessante, è una cosa che questa mi viene ogni tanto quando... A proposito, è interessante un esempio che c'è da osservare, che basta da osservare. Dunque, a proposito, è interessante un esempio che è da osservare. Si de curiosità esamante, osserva ogni animale in suo giocare, fruite non è stannosi, fruite un animale in suo giocare, fruite non è stannosi mizzante. Perché isso non gioca da guerrare, gli animali quando giocano non stanno mai bisticciando, giocano per giocare, è una cosa che ci insegnano, no, gli animali non insegnano niente, è l'uomo che trae l'insegnamento dell'animale, però vediamo gli animali che quando giocano non stanno mai litigando, invece l'uomo nel gioco tende a litigare, non è più un gioco, perché gioca per vincere, non tutti i giochi sono così, ma la maggior parte, e questo a me mi ha colpito questo motivo che ho voluto vedere. Poi, questa è un'altra, sempre in rima, si essere umano non è stonto, proite una persona benitonta, proite è bescussu che si confronta con atteros che non vi è confronti, a evento schisso deve essere pronto, de solito non sempre si appronta, e su tempo che verde non lo conta, ma addirittura non verde su conto. Un uomo maestro e tanto tutto, con la sua idea costruttiva, può pure sbagliare e perde molto. Sia sa forza sua difensiva, la persegue sa forza distruttiva, che arriva come dei terremoti. Questa è una persona che pensa in questo modo. Poi ce n'è, per quanto riguarda governo del vita, quello che interessa. Il governo di vita è lunghetta, non lo posso leggere tutto perché è un po' emetto qua di lungo. Quindi una vita in libera natura si lea sa sua direzione come intematta, sena potatura. Se de progresso sa confusione non si risolve sa governatura. Chi pare ma non è in sa regione, che è la che è crua, che è cotta e non arriva sa buona recotta. E questo riguarda il governo di vita. Si narra moda e si di uso sa bestialità in sa favela, chi degrada s'espressione bella, de libertà si è fatto abuso, si pretende di andare carassusu quando è sfigurdiata sa carrella, si rende questa moda a questo passo, si rischia da licenziare per carabasso, quindi la bestialità nella favela, in sardo si usa da narrare, uno quando diceva una parolaccia, si narrava che ha avuto un bestiato, si usava no. E poi nada, si carassusu, se verso su, si cerca su bello, per motivo da fare a comprendere che l'unica bellezza è su quello. Se verso su cerchiamo il bello, vuol dire che ci può fare capire inconsciamente che l'unica bellezza sta nel cielo, questo può venire fuori. Ma su giugno che non chiede di intendere, discute su si deve un po' bello. Però sul gusto da stare tu devi attendere, non gli basta su bello che gli spettata e ne manco giustizia che spettata. Sa dimora, piaghe di saltura, a costo di fatica e di velea, che in alto si intende più sicura, e più che in un ritmo in saghea, e però sa difesa in disavventura, zazzische chi balle questa idea, e per evitare sospiro strumento si preferisce stare a questo vento. Ecco, sono fatti in questo. Tu non scrivi in seneghesu. No, ma chi vuoi introdurre in seneghesu, capito? È giusto, che se in un punto
del limite tra il Campidano e sul Logo d'Oro. Quindi se io vago e ubivio vago su Campidano ed io ubivio uno sul Logo d'Oro. Quindi siamo in un centro, diciamo, importante perché riguardano queste conoscenze della poesia, insomma. Infatti se me da Sant'Io componiamo in poesia campidanesa e me da Santa composto in poesia logudoresa. Su babbo di questo io che ha potuto dare tutti poeti, tutti i fratelli sono poeti. E componia in campidanese. Rivestiamo conte, componia in campidanese. Su di questo è un vago diverso, cosa classico sul logudoresa, però si avvicina proprio all'italiano sul logudoresa. In su campidanese c'è pausa per antichità, diciamo, una cosa antica. Sul Logodoresu è si avvicina proprio al capitano, infatti al suo italiano. Infatti certo poeta sono quasi italiani zauso, certo sono italiani. Nel libro che Raimondino aveva immaginato, accanto al testo sardo, lui ha scritto anche una versione italiana dei testi che ha composto, con l'idea anche di dare pari dignità a questa, cioè tu sei convinto appunto che la situazione sia tale per cui in qualche modo questa affermazione dell'italiano la dobbiamo accettare perché così vanno le cose. Ma i sasi de Susardo perché tu hai anche scritto, te lo posso ottenere, sì, una dichiarazione quasi di poetica sul rapporto tra sardo e italiano, che è interessante. Che noi sardi siamo anche italiani, volenti o nolenti, si riscontra che quasi tutti i sardi capiscono la parlata italiana. Ma non tutti gli italiani capiscono quella sarda. Mi pare importante cantare la nostra sardità in italiano come ognuno può, come lo può, insomma, come ognuno può cantare la sardità, la canta come te la vuoi cantare, può essere il vivere la sardità nella italianità genera un linguaggio italiano sardizzato e viceversa un sardo italianizzato. Non si può pensare che sia un errore, ma infine è un dato di fatto normale, neologistico, essendo usato e giustificato dalla sovranità popolare. Questo l'ho scritto stamattina, questo mi è venuto per spiegare un pochettino il fatto perché ho scritto anche un po', ho azzardato, diciamo. La lingua è una cosa viva, si evolve. La lingua è una cosa viva, si evolve. Cioè. Poi, per quanto riguarda la diversità, ho scritto in rima e con le strofe, ma ho provato a scrivere senza strofe, come si usa adesso, di continuazione. La rima, insomma, ho trascurato qualche rima, ho tenuto sempre conto della metrica, perché la metrica secondo me è la cosa più importante che conta nella poesia. Se vogliamo, le canzoni c'è sempre un po' di metrica, anche di rima, perché parlando di poesia canzone è diversa di poesia da leggere. Le poesie canzone sono quelle che vanno, insomma, sono più preferite e nella bocca di tutti, insomma, si canta e quindi. Però a leggere non sempre si trattiene uno a leggere e sono belle anche quelle, ma però per esempio il pezzettino di questo c'è. Va bene, ci torniamo dopo a Raimondello. Adesso io vorrei un attimo parlare anche dell'altro poeta che abbiamo ricordato, cioè del poeta che è morto qualche settimana fa, che si chiamava Francesco Feno, Francisco de Veu. Intanto in quello che ha detto Raimondeddu c'è qualche cosa
di estremamente interessante quando lui dice che ha imparato, che mi ha anche sorpreso, che ha cominciato a fare pratica di poesia col maestro Addis. Quindi siamo già in una fase, cioè uno pensa, lo impara per le strade, lo impara così nell'ambiente, nell'aria, come se la cultura popolare fosse nell'aria. No, la si impara da gente che te la insegna, cioè da chi... da chi conosce vabbè, non voglio dire che sia stato, ma tu hai detto appunto che hai cominciato a 18 anni in quell'ambiente e con un maestro, però certamente anche l'ambiente lo favoriva, cioè la comunicazione culturale in qualche modo. Sono i suoni che portano alla poesia, i suoni che scusa, diversi, quando dei suoni. Sì. Poi magari intervieni tu. Allora, vi devo dire due parole di Francisco de Venu, che il cui, diciamo, quaderno di poesie è molto indicativo di che cos'è e di che cos'era la poesia popolare, tra virgolette, sarda. Nel 2013 io l'ho incontrato, mi ha fatto vedere il quaderno dove aveva trascritto con la penna tutte le cose che aveva composto. Mi ha detto: lo vuoi vedere? Io l'ho preso, ho trascritto tutto al computer e poi gli ho reso diciamo, gli ho dato una copia stampata. Ecco, Francisco de Venu è un personaggio, diciamo, tipico dei poeti, di un gruppo di bravi poeti seneghesi. Lui era un contadino, era di famiglia contadina. C'è un suo testo in cui racconta la sua vita, infatti si intitola Sa vida mia, che vi leggo. Sende di edade minore a tribagliare mi hanno insegnato, prima con piccu e aradu, cababu fidi agricoltore. E sigomente via innestadore, mai mi so riposato, poi a continente so andato, a faghere su mulghidore, notte e die tribagliando in luogo anzeno, cagussu mestieri vidigai, de sa salute indappo fatto abuso, come so de male spieno, che non mi via riposato mai, e oe non servo vi uso. È un racconto della propria vita. Ha cominciato a lavorare da piccolissimo, immagino 5-6 anni, poco più, prima con la zappa e con l'aratto. Mio padre era agricoltore e Francescheddu aveva una specializzazione, essere innestatore. Era un bravo innestatore di viti e di olivi, di tutte le piante che... Poi ha conosciuto la crisi del dopoguerra, degli anni 50 e 60, quando c'è stata la grande emigrazione da Seneghe, e una parte di questi emigrati, soprattutto contadini, sono andati a lavorare in Piemonte e in Lombardia nelle fattorie da cui i braccianti agricoli erano spariti per andarsene in fabbrica. Sono stati sostituiti appunto da giovani contadini sardi. Oltre a Francisco de Venu, un altro importante poeta, ancora, diciamo, molto più bravo di Francescheddu, Gilberto Manunza Bintisette, anche lui aveva fatto lo stesso percorso, è andato appunto a lavorare nella zona di Vercelli, nella pianura padana, e lì ha vissuto con la famiglia. I figli ormai sono grandi, cioè lui è morto qualche anno fa. Nella parte conclusiva c'è parla della sua vita di lavoro, dice: ho lavorato troppo, mi sono quasi consumato di lavoro e sono tornato in qualche modo esausto a vivere in Sardegna. Chi lo ricorda nei decenni che ha trascorso a Sene, credo che forse aveva qualche problema di salute, ma ha vissuto abbastanza bene, aveva la casa a Sarchittu e lì aveva il nucleo degli amici, perché un'altra caratteristica della poesia sarda
è l'amicizia tra poeti. È del c'è uno scambio, la corrispondenza tra poeti, c'è qualcosa delle origini della poesia. Chi ha insegnato letteratura italiana, il gruppo degli amici toscani che si scambiano testi, così è anche qui, a un livello diverso, ci sono sopravvivenze di modelli, di modi di fare poesia antichi. C'è Francisque de Veu ha scritto, c'è in questo quaderno di poesie, una collana dei mesi dell'anno, che è un genere letterario a sé. Uno dei più noti che studiamo è quello di Folklore da San Gimignano dei primi del 300, ma questo ne ha composto uno anche Biagio Marin, cioè è un qualche cosa che percorre la storia della letteratura, diciamo dagli inizi fino ai nostri giorni. E lui appunto c'è questo strano che cosa si fa a gennaio. Folklore da San Gimignano, che era un aristocratico, diceva: io vi suggerisco a gennaio di andare a caccia di cervi, eccetera, e naturalmente Francisqueddu ha la sua interpretazione dei mesi con i lavori. A gennaio cosa ci sarà per un seneghese? San Sebastiano e l'inizio dei balli in piazza, ed è di questo che lui parla. Vi volevo leggere solo questo scambio di poesie sull'amicizia, appunto, con un altro importante poeta che era Totò Cullegrove, che diciamo ci sono alcuni personaggi eminenti che sono appunto Lucchette, Mundelu Lucchette e Totò Cullegrove, diciamo erano veramente tecnicamente bravi diciamo che Mundelu Lucchette aveva anche uno spessore etico e morale che gli consentiva anche di affrontare vari temi. Allora, così per dire, è un tipico esempio di amicizia e di come ci si scambia. La poesia sarda è anche un modo per esprimere sentimenti nobili, cioè sentimenti affettuosi. È brevissima. Lui prende questo appunto: fui 2 anni andende a Baccheddu, in suo 2000 a Pudorrà camminare senza, e Totò Cullegrove ma di scritto gustottava. A Deus preghende l'apponadu, faghilu po Francisco su miracolo, de vorre superare s'ostacolo, chi la iana quasi sa scamba sfirmadu, de subresu mi so imbriagadu, cando da pubisto camminende senza baccolo, bies ca Deus no ha coro duro, come pregalo tando tue vuru. Da 2 anni appunto lui camminava col bastone. Nel 2000 questo non gli è servito più, è tornato a camminare senza. Tottoi, che l'ha visto per strada, mi ha scritto quest'ottava. Pregando Dio gli ho detto: fai il miracolo per Francisco di poter superare l'ostacolo che gli avevano fermato le gambe. Dalla gioia, quando l'ho visto, mi sono ubriacato, cosa che il poeta, c'è un bel testo del Silverio Manunza che dice: a noi si nanta poetas de inu, poeta senza inu no cantamos, ci chiamano poeti di vino perché senza il vino non si canta. Quando ti ho visto appunto camminare senza bastone, vedi che Dio non ha cuore duro, pregalo allora anche tu. Quando da pulleggia, da Pudorraus ha risposta improvvisata, questo scritto appunto da Francisque de Veu: a Deus tanto pregado a ia, pod ogni malaidu chi bibonza sa mano, pregado a Pantoni Padovano ed esse un rimedio a Maria, e gusta mia pregadoria istada no est in vano, si dene de vita in su pregare fino a su malaidu pode sanare. Appunto è un'espressione della fede di Francisque de Veu, che aveva pregato per guarire e alla fine è stato accontentato. Adesso torniamo a Raimondeddu, per cui appunto questo tema ci leghiamo un po' la religione, un po' la morale,
ite questo governo de vida, che è il titolo che hai dato al tuo, ed è in qualche modo un tema che ritorna della riflessione per cui dedichi la poesia. Si riferiscono al suo governo de vida, anche delle altre poesie, se non hanno il titolo del governo de vida, però si riferisce a quello. E il governo de vida è un governo di queste cose, si narra prima, so sarto, quando vinta queste riferture, dopo governare queste riferture. Governare questa rifertura, che vorrebbe dire proteggere le innesti. Si diceva governare. Vado a governare gli innesti, si diceva, no? Governare. Anziché dire, si tratta di proteggere. Che passava dalla sfera certo, agricola. Quindi il governo è tanto non è solo sul governo del suo Parlamento, no? Di Roma, è sul governo che deve fare in sua famiglia, cose deve governare e può andare, per andare bene dobbiamo governare, il governo di vita, non un governo di morte come il Presidente Uruguay. Per esempio, a Resema da Begnaconca, ha visto proende. E fu deciso di questa soveste, ma veniva con una guardia che ha provato in una preghiera, che è nata, dai Deus isettus idenza puru fissu, ma si ha per rispetto a ciò che fa che disso. Capito? Dai Deus isettus idenza, e quindi si aspettava la pioggia, però cose qualcuno diceva, se rovina il festival non ci piaceva, insomma. Però questo riguarda dai Deus isettus idenza puru fissu, ma si ha per rispetto a ciò che fa che disso. Dobbiamo fare questo. Insomma, io ho scritto che riguardano la religione e ci sono delle poesie, ma che se vogliamo leggere una che lo imposta senza rima, senza metrica tra la poesia e la prova. Questa l'ho voluto provare come si usa senza la come si chiama Raimondi è un frequentatore assiduo del festival. senza strofe. C'è un po' di metrica sul valore della diversità, sul valore della diversità, tanta diversità in sas operas umanas, ma fonda profondamente in sa curiosità, osservando questa immensità di differenza, che si mostra imponente, intelletto differente, pro diversa operazione. Sos diversos piaceres que guian a sa libertade, guidan sa volontade de ogni umana persona, con valores, con errores, con accordo e disaccordo, con silenzio e con rumore, curra sa diversità. Continua qui, curra sa diversità. Chi si vede si intende interessantemente fines in televisione. Attraente punto di vista e ventana importante per mostrare l'importanza che succede in tutte, di ogni cosa differente, del suo bene e del suo male, prima sia riconosciuta in sa diversità, che deve rischiare su valore per componere su mondo di bellezza. E continua. Chi conosce il suo bene e pro bene si deserviti, pare incamminato in cammino di giustizia. Una cosa la usa per su bene che sa è fatta. Si può cambiare. Per su bene che sa è fatta. Ma li scarta di questo che non est. Su diretto l'osserva dell'istima da riconoscere su che è da distruire, a rinnovare su che è da rinnovare, a su che è fatto solo per bellezza, bazzunque sa utilità, a su che è per utilità, bazzunque sa bellezza. In su giusto voglia portezza, sia de vazza o de scorza, che abbondante bene del suo umano artifizio. Creschinde Montonardo ha ritardato il smaltimento che va dal resto si sviluppo civile e valoroso. Questa vazza e questa scorza, essendo in quantità maggiore artificiale, torre presto in artificio. Questo è scritto anche in italiano, però sì, in italiano. Se mi da mantenere, allora.
Tanta diversità nelle opere umane, ma fonda profondamente nella curiosità, osservando questa immensità di differenze, che mostra imponente l'intelletto differente per diversa operazione. I diversi piaceri che hanno la libertà guidano la volontà di ogni persona, con piaceri differenti, con valori, con errori, con accordo e disaccordo, con silenzio e con rumore corre la diversità. Questo è l'italiano. No? Non lo so se... Beh, questo è... però alla fine bisogna leggere, la fine, guardi, bisogna leggere, perché si vedono alla fine. Sape l'ultima. Quindi, dunque non lo vedo bene questo verso. Pensando, permette di varizzare quello che dovesse parizzare. Comincia l'inno che va a governo, per vedere là. Dunque, con l'idea di sfidando la leggendaria salita che assilla il pensiero con l'idea di superarla e arrivare alla cima pianeggiante, riposante, per pure pareggiare pratica con teoria. Rara competizione permette di pareggiare quello che deve essere pari, perché con la libertà si fa quello che si vuole, più di quello che si deve, però dopo si raccoglie quello che non si voleva. Ecco, questo sarebbe. Poi continua. All'uomo che crea si dice che è inventore, perché è figlio che somiglia al Padre creatore, che è Dio di amore. È diversa creatura quella che l'uomo crea, che nasce bella e grande e la crea pronta e fatta per il bene e per il male. Libertà glielo permette ogni macchina, novella che dall'uomo è creata, non appena utilizzata è in via di vecchiezza. La diversa creatura, vegetale e animale, che la crea solo Dio, nasce piena di amore, perché è frutto dell'amore. La vediamo, nasce piccola, ma creata è per crescere e partire con amore a fare quello che si vuole e tutto quello che si può facendo quello che si deve. Non basta dire piccola alla novella creatura destinata a venir grande. Se in tenera età la spina non ti punge, se la stringi anche a mano, la belva non aggredisce e la puoi abbracciare. Questo porta a pensare che entra in questo conto dell'amore iniziale che a ogni creatura da poco tempo nata, che dimostra evidente la sua provenienza con il timbro luminoso di autenticità perché sia riconosciuto l'autore dell'amore. Ecco, quello che è bella. È una poesia impegnativa in un certo senso. Insomma, non lo so. Riflessione sulla vita. Riflessione sulla vita. Che nasce da una fede religiosa, cosa? Una piccola qui che c'è scritto pretesa, che è la pretesa che abbiamo, tanto è piccola. Questa, io non sono d'accordo alle giurie che vogliono far vedere, insomma, riconoscere il più bello nel bello. Che dice così, giudicando sa bellezza, si dene sa rettezza, conosca il suo bello, e si anda in appello diretto a sa mente, poi veramente gusto che si pretende, si giusto si comprendere, si è precisione o un'opinione, di una cosa simpatica che non è matematica, ma si rende vaga dato, de gusto conto fatto, sa bellezza in tutto, che reci d'alto voto, diveni prediletta, sa bella non eletta, diversa in bell'aspetto, si vuole di sospetto, sa mezzo si scherata, non sempre su una certa data, però ischire sa più giusta da sapere in mezza busta. E seguir cadena aperta provare essere scoperta. Quindi io non sono d'accordo ai premi anche sulla poesia, sull'arte, non si sa qual è la migliore, perché può giudicare anche un popolo qual è la migliore quando viene, insomma, il popolo decide la poesia che
che piace, insomma. E queste giurie a volte si possono sbagliare, non è detto così. Si è visto molte volte che certe anche canzoni che hanno cantato a Sanremo le ha bocciate la giuria e poi il popolo le hanno andate avanti. E questo che volevo dire. Insomma, lo scopo è quello. Va bene Raimondello. Abbiamo... Scusate, voglio ringraziare tutti, salutare tutti, in modo particolare a Mario Cuveddu che mi ha incoraggiato. E noi aspettiamo il tuo libro e poi... Certo che insomma è una cosa da fare anche piano. E adesso sì, ringrazio Raimondello, ti faccio tanti auguri per il suo lavoro. Adesso ci trasferiamo a Sabrenza e Murone, giù ci sarà la presentazione di un libro, insomma, quindi ci trasferiamo là.